Sa timoria es chi kirche desi che vugire pedinde ospitalidade a sos parenter desa muzere chi stana in Ucraina. Procussus azzuzze prosas indagines preliminares Ermengarda Ferrarese ha refudato la richiesta di arresto domiciliare pro Claudio Gulisano, confermando la custodia cautelare in carcere. Somine, 43 anni, est indagao pro la morte de sos genitores, Luigi Gulisano e Marisa Dessì, accattaor mortos in s'appartamento issore in Ruga Ghibli in Casteddu, Susero de Suchimbe de Nadale. Presos inquirente somine l'ordia podera era bene nauso, manca galusa conferma, che in su nitrito di sodio, un composto chimico impreao in ambito alimentare, posto in su manicu o in carchi cosa de bibere. Su movente desomicidio di poter essere economico, Luigi Gulisano e Marisa Dessì aiana a su mancu ses appartamentos in Casteddu, mentre a su vizu vi prenude de epidos pronecche de su vallimento di una boteca che l'aiata aperto su babbo e chi como attancao. Intre sos indizios a garrigo suo, considerao grave ermeda, bisogna usare testimonianza di una vicina che anche l'abidu intrande a domo de sos genitore su Chimbe de Nadale a Manzano, e su filmò di una telecamera di videosorveglianza di una boteca desa zona che la filmava a curso desappartamento. A custos osannanghe ne tramudar de dinare a cantupare più di 20.000 euro dai su conto de su babbo a su suo e un messaggio WhatsApp inviato dai su telefono de Luigi Gulisano a postir desanove Manzano de su Chimbe de Nadale, quando presos inquirente il marito e muzzere vini zai mortoso. Tutto elemento che non tornano a chi su che ha contato Claudio Gulisano in s'interrogatorio, difatti sannao chi non bidia sos genitore de una paia diese e chi è standao a dommisoro quando la tavertius zio su Chimbe a sero accattando lor mortoso. Eris in sinteri des interrogatorio de convalida de su virmu vatto in videoconferenza, Claudio Gulisano ha deciso di non rispondere. Saboccao suo Luigi Sanna ha declarao a sa redazione nostra che ha da rispondere una volta letto stottus os attor desindagine. Sanno nuovo è scominciato in una polemica politica. A luogo di su dibattito su fatto che su deputato e coordinatore regionale del suo partito Fratelli d'Italia, Francesco Mura, ha partecipato e vinto un concorso in sinteri desa carica del parlamentare e come in aspettativa vinse saccando non acaba su mandao. In marzo del 2024 Mura ha partecipato a su concorso pro 23 postos a tempo indeterminato de assistente, tecnico, geometra pro l'Agenzia regionale della salute. Da un quotidiano regionale stessivo a campo, che sa presidente della regione Alessandra Todde di a firmare s'assunzione, che di a cominciare a cabao su mandao de Mura. Bocche schi a cantupare te arribano a vincere dai carchi assessorao a curso a sa presidente. Sardudas però pertoccano aspettos politicos e regulamentares. È possibile che uno parlamentare in garriga possa partecipare a un concorso pubblico a tempo indeterminato? È un organo politico che a giunta può intervenire in una procedura che accusta? Un dibattito che, pro commo, abitus appoggio di uno scantos politico regionale sa onorevole Mura e uno su consigliere regionale de Sardegna al centro 2020 Stefano Tunis. In questa ultima scheda sostema della politica regionale sono la sanità e la manovra finanziaria. Due temi che a postir de mesi de dibattitos o canavati dimenticare la discussione e sa scuntierra sopra le politiche energetiche. È stata approvata belli un mese vachete, sa legge sopra le aree idonea e nono a ponere impianto di energia da fonti rinnovabili. Un argomento che però non è scolato in secondo piano. Casa Regione ha bozzato la richiesta del referendum consultivo sopra l'energia rinnovabile, un testo accompagnato dai prudede che 9 mizza firmasa. I sinteri che in su via libera s'aggiornamento del piano energetico regionale hanno istituito la prima cabina di regia politico-istituzionale presente stottus rappresentantes principales de sos associos de sos entes locales, de sos associos ambientalistas, de sos organizzazioni datoriales e sindacales, de sos ordines professionales e de sa rete de sas professiones tecnicas. Una mesa convocata dai assessori a Industria Emanuele Cani.
Dare un contributo pro su benessere di tutta la città e non pezzi de su bichinao de di stimonzoso. Questo obiettivo prosas amministrativa de verano de Foglio 51 s'associa una schiu prosanare esarea de nugo rube famiglia armede in sosannos 80 ian avravicao chenzas autorizzazione. Su punto de partenza pros amministrazione nova pro su presidente des assozio Fabrizio Melis che si sta occusizeri comunale de opposizione si deve chircare in su PUC su piano urbanistico comunale approvò da giunta in su 2015 e Promelis non prusa adatto a sorbisonzo reale della città e sti stau pensau di fatti per una popolazione di 80 mizza persone mentre Saoie sono residente su 33 mizza. Una revisione strategica dunque necessaria non pezzi pro di stimonzoso ma vinzas proate las areas criticas in città da su Monte Ortobene e Prado vinzas a Sant'Onofre. Fondamentale Promelis pro crompire sos obiettivos su dialogo de Foglio 51 ed esasate las forzas politicas nugoresas che in sa regione. Su primo impinno de su 2025 prosa Torres e sa partia che in su Pescara, una delle stresi squadras primas in sa classifica de su campionato de Serie C Girone B, che a giocare domenica a sa stresi in si stadio Vanni Sanna est una partia valida prosa 21 giornadas. Sono stata resos han avuto 3 risultati profettosos in fila a pare, 7 puntos che l'hanno permesso di avanzare su quarto posto a 15 puntos de distanza da esas primas. E il Manzano sono stata resos hanno tornato a cominciare sos allenamentos in su campo de San Paolo a posti di una die de Pasu. Pro domenica allenatore Alfonso Greco ata de per facere a manco de Daniele Giorico isqualificao pro summa de ammoniziones. Sa partia che in sos abruzzesor desicurata essere un bello disafio che in giocada de livello alto che accusa de esandada accabada a duoso in si stadio Adriatico. Ubesa Torrer fiti resistia a pareggiare in sos ultimos minutos de recupero grazie a su centrocampista Alessandro Masala. Greco in principio desa conferenza pros imprenta a che fiammentare a Gabriele Tola, grande tifoso, morto de repente pacardier facete, a posti a sottolineusa difficoltà de prenettare sul risultato desa partia. Si squadra est in forma e lo mostrano sul risultato positivo desa ultimas partia, ma su campionato lungo esa bozza e stunda proprio di rischiare de come commente cataccapare. A essere una partita importante prosa Dinamo Tattari e domenica che in sa pallacanestro varese in su palla serra di Migni a mesudie. Ambasi squadras che sono insieme dai vinchi das importantes e Tattari ha vinto chi in Cremona, a Fortiandes a posizione a metà de classifica chi in 2 chi puntoso, mentre al Varese chi in 8 puntos ha vinto chi in Napoli in una gara difficile. Prosa allenatore Nenad Markovic è un'occasione da non perdere, una vincita di dare pur fiducia e tornare a perdere su discorso Final 8 de Coppa Italia. Su tecnico però che mantenere la concentrazione prosa partia contro Varese sottolineando l'importanza di affrontare cada gara concentrauso. I sintiri della conferenza pros imprenta Markovic ha espressato carchiduda prosa preparazione desi squadre in sardiesi invenientes a salfestas se lamentò vari annemos pro non dare vantaggio a sul rivale. Varese si presenta attaccando una rosa energica ma magonia. Tattari finza si squadra rivale non sta su Kentu pro Kentu deve dare cara a Salestrese e a sa preparazione atletica de Varese evitando di perdere la concentrazione commenta Murbidu in principio desa gara contro Cremona.